Ciao Patavini, questa sera siamo da Iteca per la serata di Taste It, un percorso di degustazione nel quale i camerieri porteranno al tavolo 15 piatti e saremo liberi di scegliere cosa assaggiare o cosa no. È un'esperienza credo molto interessante e vi porteremo con noi fino alla fine di questa serata. Nel frattempo ci gustiamo un buon calice di cartizze. Iteca è un ristorante voluto da Fiorita, che è un'azienda ittica che per anni si è costruita con sacrificio la propria identità, leggo dalla carta. Praticamente in azienda hanno questa forte vision che credono che tutti meritano di mangiare bene e una fermezza sulla sicurezza alimentare. Hanno creato un processo creato di YP che prima di essere un prodotto vuole essere un metodo che custodisce il sapore autentico del mare e lo mette al servizio delle persone. Da Iteca possiamo trovare anche uno store dove si possono acquistare tutti i prodotti by Fiorita. Il primo piatto è una pollettina morbida con una moeca fredda. La pollettina morbida che si sposava benissimo con la croccantezza della moeca fritta, che era molto saporita e ti riportava subito al mare. E alice marinata con carciofino moretto. La prima scelta del percorso di degustazione prevedeva un baccalà mantecato con un crumble di rapa rossa o delle alici crude con dei carciofi e dei fiori. Seconda scelta, molto difficile ma noi le assaggiamo entrambi, scampi alla catalana e una cicala di mare, una crudité su arancia. Siamo ancora ad inizio cena e oltre al vino ci piace anche il formato. Le mini proposte permettono di assaggiare molti piatti che loro hanno in menù e alcune proposte eccezionali solo per questa esperienza e questa cena. Sta molto piacendo l'abbinamento e la cura che gli chef fanno per ogni singola porzione. I sapori sono ben abbinati e ben curati, anche l'occhio vuole la sua parte e non possiamo dire niente neanche in merito alle presentazioni. Sono tutti piatti molto studiati, si vede. Allo stesso tempo si sente anche la freschezza del prodotto che è fondamentale soprattutto quando parliamo di pesce. Se volete abbiamo uno scaldino in umido, se no carpacci di tonno con bottarghe e puntarelle. Direi. Grazie. Tonno. Ragazzi, l'altra scelta era moscardino in umero che sto mangiando ed è veramente molto buono, molto saporito. Il tonno a pinna gialla con puntarelle e bottarga di muggine che devo dire che ci ha veramente conquistato. Era molto buono, molto fresco il tonno e tutti gli abbinamenti eccezionali. Capasante con zucca, tartare di ricciola con le mandorle. Prossima scelta, una tartare di ricciola con crema di mandorle che ho assaggiato leggermente con la puntura fortile, che sarà più un pesto di mandorle, quindi qualità superiore ancora, mirtillo e un po' di pane carasau. E poi abbiamo una capasanta su crema di chiusa. Altra scelta di serata, abbiamo una crema di patate che fa da base o da letto a delle seppie nel vino nero e poi una tartare di salmone norvegese con delle scaglie di mandorla tostata.
Adesso passiamo all'assaggio di un primo, che è un rigatone con un ragù di rombo e del pan fritto. E dopo il piatto di pasta, che era molto delicato, molto buono, abbiamo un risottino all'astice con una crema di burrata. Il profumo è veramente bello e anche all'occhio il riso sembra veramente della consistenza giusta e non vedo l'ora di assaggiarlo. Anzi, facciamolo. Il riso è molto buono, la consistenza è quella giusta, sempre l'astice che ha un sapore molto delicato in bocca e la burrata gli dà quel valore aggiunto che è proprio wow al palato. Se no abbiamo quello di rospo con olive e patate, la mediterranea. Siamo all'assaggio dei secondi e abbiamo una magnifica alla vista, non vedo l'ora di assaggiarla, tagliata di pesce spada alla griglia ovviamente, con un radicchietto marinato e una coda di rospo alla mediterranea con delle patate e delle olive taggiasche. Ragazzi, ho appena finito il pesce spada e sono rimasto veramente stupito dalla freschezza che si sente in bocca, nonostante la lavorazione che ha avuto il pesce, che è stato ripulito, grigliato eccetera. Sembra di mangiare veramente del pesce appena estratto dal mare e secondo me ha un valore molto aggiunto che ha Iteca nei confronti rispetto a altri ristoranti o altri pesci che ho assaggiato, perché si sente veramente la freschezza e di conseguenza rispecchia quello che Fiorita, che è l'azienda madre di questo ristorante, ha come filosofia. Su questo tavolo mi arriverà un sorbetto al mandarino, perché in realtà non è ancora finita la cena e volevo ricapitolare un attimo con voi brevemente quello che abbiamo sperimentato questa sera. Sorbetto al mandarino E pistacchio e mandarino, perfetto, grazie mille. Allora, finché mi mangio questo sorbetto vi racconto un attimo com'è stata la serata, anzi assaggio. È il riepilogo della serata, perché ci sono un sacco di profumi e di sapori in questo sorbetto. Il taste si è svolto in un format davvero simpatico, in quanto avevamo 15 piatti a disposizione tra cui poter scegliere, abbastanza antipasti che si sono alternati con i camerieri che ci proponevano le scelte. Noi abbiamo cercato di assaggiare tutto, anzi abbiamo assaggiato tutto, perché abbiamo preso sia la proposta di crudo che c'era in ogni portata che quella di piatto caldo, e quindi abbiamo avuto modo di assaggiare a 360 gradi tutte le loro proposte, tutta la loro cucina. Ingredienti di primissima qualità, si sente che il pesce è veramente fresco, si sente che la lavorazione è studiata e curata, e anche quando siamo passati ai primi e ai secondi abbiamo riscontrato questa professionalità, questa freschezza che distingue veramente molto questa azienda e questo ristorante. Quindi vi consigliamo assolutamente di restare connessi e cercare di prossimi taste, di prenotarvi, di venire ad assaggiarli. Ce ne sarà uno il 31 dicembre per festeggiare il Capodanno, e in ogni caso, se non riuscite o non volete partecipare al taste, di venire a provare questo ristorante, perché a nostro parere vi merita molto. Vi ricordiamo anche che annesso al ristorante c'è lo shop, e quindi potete acquistare tutti i prodotti by Fiorital nel loro negozio, appunto di fianco al locale, e trovate tutte le loro proposte e personale esperto che vi saprà guidare nella scelta. E anche i cestini sono molto simpatici e divertenti, quindi potrete veramente fare shopping all'interno del negozio e sentirvi anche soddisfatti da questa esperienza d'acquisto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e a presto, lasciate il mi piace e supportateci. Allora ragazzi, dopo il sorbetto al mandarino avevamo finito la batteria della macchinetta fotografica, e quando è arrivato il panettone, che era leggermente tostato al forno, quindi era un po' croccante con crema inglese, scusate.